Nevegal è cordata algerina. La compagine societaria italo-africana, che sarebbe pronta a investire 100 milioni di euro per il rilancio della località, già abbiamo detto, lascia perplessi. Dal canto suo, il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini, dichiara stupore e preoccupazione per le affermazioni dell'imprenditore Ivano Viel, dicendo che non poteva immaginare quanto da lui esposto relativamente a quella che era un'operazione privata, che non ha mai visto esborso di soldi pubblici o coinvolgimento della pubblica amministrazione. De Pellegrini, inoltre, ci tiene a precisare come l'amministrazione da tempo non avesse più alcun tipo di rapporto con nessuno dei privati a vario titolo coinvolti. Vista la gravità delle affermazioni, che descrivono situazioni criminose e che il prima citato Viele chiarirà eventualmente con le pubbliche autorità competenti, si stanno valutando le opportune azioni a tutela dell'immagine del comune, del sindaco, dell'assessore al Nevegal Franco Rocconi e non ultimo del Nevegal stesso.